70 anni di storia, di cura. L'8 dicembre 2025 la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus ha celebrato il suo lungo cammino e quella storia che giorno dopo giorno è diventata il volto delle tante persone che l'hanno incontrata, una comunità che si ritrova sotto lo stesso tetto per celebrare un anniversario che non è un traguardo ma un cammino che continua. Dalla chiesa Santa Madre di Dio, dove il vescovo di Padova Claudio Cipolla ha portato un ringraziamento che abbraccia tutte le nostre residenze, alla Sala Pontello, le immagini del docufilm dei 70 anni della Fondazione si sono intrecciate in un album di comunità. Ogni istante di questa giornata è diventata un fotogramma senza tempo che racconta una scelta: mettere al centro la persona e la sua famiglia. Presidente, oggi un importante anniversario, i 70 anni della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, che è anche un rinnovato patto con la comunità. Sì, per noi è una festa straordinaria, 70 anni sono una meta che ci onora aver raggiunto. Per noi sono un punto d'arrivo, ma sono anche solamente una tappa e un punto di partenza per il futuro. Perché la vocazione della nostra organizzazione, al di là di tutti gli aspetti dei valori e delle persone, è quella di innovare, di portare avanti progetti innovativi, perché dobbiamo seguire ed anticipare quelli che sono le esigenze del territorio, le esigenze delle persone. La persona che noi seguiamo resta il centro della nostra attività e dobbiamo seguirla a 360 gradi con quello che abbiamo definito la cura che deriva dall'abbraccio, e l'abbraccio significa vedere una persona non solo nei suoi aspetti fisici, materiali, ma in tutta la sua realtà, darle progettualità, senso della vita e darle delle condizioni di benessere che siano compatibili con quella che è la sua situazione. In questi 70 anni la Fondazione si è affermata come un modello multidisciplinare innovativo per la presa in carico delle persone fragili, e un modello che abbraccia anche le sfide crescenti del nostro tempo e anche quelle del futuro. Le sfide sono continue e non sono mai le stesse, nel senso che si evolvono con i tempi, con le tecnologie, con le cose che si possono realizzare. La socialità cambia in continuazione e quindi la necessità di adattare le attività che noi facciamo a quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze dell'ambiente sociale sono sempre in cambiamento. Noi siamo molto attenti a questa evoluzione. Il segreto è quello di cercare di anticipare i cambiamenti che intervengono e di poterli affrontare con più possibilità. Una è quella delle tecnologie, della capacità di utilizzare quello che il mondo della tecnologia mette a disposizione, e un'altra è quella dei valori, perché di fondo le tecnologie devono comunque obbedire a quelli che sono i valori ispiratori della nostra organizzazione. Noi contiamo di festeggiare ancora, abbiamo un animo di portare questo tipo di iniziativa in tutte le nostre residenze, perché una delle cose che teniamo di più è il coinvolgimento delle persone. Le persone vanno coinvolte in quelle che sono le nostre scelte, i nostri programmi, quello che pensiamo di poter fare nel futuro, perché la collaborazione viene dal coinvolgimento. Questa è una festa che abbiamo realizzato qui con determinate partecipazioni. Studieremo un format per portarlo a livello di singole residenze, perché ci piace che non ci siano provincialismi nella nostra realtà, ma che siamo tutti allineati sulle stesse ideali, sugli stessi valori. Oggi quella intuizione innovativa di 3 persone diverse e visionarie, Don Antonio Varotto, Nella Maria Berto e il professor Angelo Ferro, vive nei 12 centri servizi della Fondazione, un modello di welfare inclusivo dove le generazioni si intrecciano con professionalità e cuore. Oggi bellissima festa per i nostri 70 anni. L'abbiamo detto subito, noi non vogliamo ricordare quello che abbiamo fatto, ma vogliamo ricordare che siamo sempre stati innovatori. Noi nasciamo con questa logica, con questa volontà. I nostri fondatori, Signorina Berto, Angelo Ferro e Don Antonio Varotto, hanno sempre pensato di avere dei valori di fondo, aiutare le persone, sostenere le persone fragili, e questo va fatto sempre nel modo nuovo, perché farlo in modo nuovo vuol dire avere sempre il focus sull'attenzione
attenzione alle persone fragili. Alle persone fragili manca sempre qualcosa, quindi non è mai finito il nostro sforzo, il nostro impegno per sostenerle, non solo sostenerle in termini di assistenza, ma sostenerle anche in termini di relazione. Ecco la costruzione dei villaggi, le civitas vitae della Fondazione. E questo proprio perché solo nell'intergenerazionalità può continuare la vita. Questo abbraccio che abbiamo presentato nel murales di Alessio B vuol dire proprio tutto. La cura non è solo degli anziani che si prendono cura di bambini, ma i bambini sono vero stimolo al futuro, stimolo alla cura che l'anziano può dare. Quindi è un interscambio, ognuno risorsa per l'altro. Questo bisogna continuare a testimoniarlo. Questa io credo sia la vera innovazione, tutti uno risorsa per l'altro. Qui scompare il concetto di semplice assistenza, ma compaiono i sensi di coesione sociale, inclusione e poter essere tutti risorsa. E proprio per questo vogliamo dire che nei nostri centri stiamo sperimentando tutta una serie di servizi, di attività, di tecnologie, proprio per poter aiutare al meglio le persone. E questo che stiamo sperimentando all'interno, a breve noi potremo portarlo all'esterno. Ormai lo sappiamo, la frontiera è delle persone che sono a casa sole. Ormai la demografia ce lo dice, nascono sempre meno bambine e i nuclei sono fatti da tante persone sole e anziane. Queste vanno assolutamente incluse in ambienti di relazione e forse la tecnologia che stiamo sperimentando all'interno delle nostre realtà, nei nostri co-housing, può essere esattamente la chiave di inclusione. Dietro ogni servizio, dietro ogni progetto, c'è un cuore che batte all'unisono, più di 1700 professionisti e una rete di volontari che ogni giorno scelgono di esserci, ognuno con la propria competenza e tutti uniti dallo stesso desiderio, trasformare la cura in relazione, la procedura in presenza, il dovere in scelta. Fare in modo che le RSA e le strutture capaci di fare sociale non siano dei punti esterni a un comune, ma siano parte integrante di una comunità. All'interno di queste realtà si devono svolgere politiche di invecchiamento attivo, si deve esprimere la comunità e questa realtà lo racconta, lo spiega, lo illustra sia nella sua storia, sia nel suo presente, sia nel suo futuro, che è un futuro che parla di vita vera. Io la prima uscita che ho fatto da presidente appena eletto l'ho voluta fare qui dentro. Qua dentro c'è vita vera. Qua dentro ci sono storie di persone che ogni giorno vogliono vivere, hanno voglia di vivere ancora tanti anni davanti, che hanno saputo esprimere se stessi nell'arte, nella scrittura. Queste sono le storie che io in 10 minuti qui dentro ho avuto modo di ascoltare e di vivere. Dietro al servizio che viene offerto agli ospiti ci sono tanti professionisti, tante figure che ogni giorno dedicano il proprio tempo e la propria passione a chi ogni giorno ha la possibilità di avere dei servizi e soprattutto a tutti i volontari che anche nel corso del tempo hanno voluto dare una mano. Non dobbiamo mai dimenticarci anche di queste realtà. E credo che una realtà come questa sia l'esempio, sia il paradigma di quello che noi dovremo andare a costruire nel corso dei prossimi anni. Nei prossimi anni passeremo da un 23% di over 65 a un 34% di over 65 in soli 20 anni. E questo è stato il dato su cui io ho voluto costruire l'intero nostro programma amministrativo. È la prima frase che trovate nel nostro programma di governo. E questo perché è fondamentale far sì che questi dati non siano dei numeri a sé stanti, ma siano la prospettiva di quello che succederà, quello che dovremo fare d'ora in avanti. Villaggi inclusivi, quartieri inclusivi, servizi socio-assistenziali vicini ai cittadini, politiche di invecchiamento attivo, passare da un'età anziana che sia vista come la cura dei sintomi a un'età anziana in cui ci sia la cura dei bisogni fisici e psicologici dell'essere umano. Oltre la metà dei nuclei over 80 sono nuclei soli. La solitudine è un altro tema da affrontare con coraggio nella nostra azione sociale e nella nostra azione sanitaria. Ho voluto porre al centro dell'agenda politica questi temi e ho voluto farlo in maniera chiara. Sono temi difficili da affrontare, che sicuramente necessitano risorse, che sicuramente necessiteranno tanto impegno. Ma se noi vogliamo guardare alla società del futuro, che sarà una società più longeva e sicuramente una società che avrà bisogno di tutto questo, noi dovremo affrontare questi temi con coraggio. Dal primo giorno, dal primo minuto da presidente ho voluto iniziare in questa sede, sono felice di tornare qui oggi a festeggiare
i 70 anni e sarò felice di tornare a festeggiare ogni anno di questa fondazione che rappresenta un evento e un esempio straordinario per il nostro territorio. In questa giornata la comunità della Fondazione Opera Immacolata Concezione abbraccia nel suo impegno i diversi rappresentanti delle istituzioni che hanno raccontato un'alleanza forte tra fondazione e territorio. Senatore, 70 anni sono un nuovo momento per parlare di un patto con il territorio. In questi 70 anni sono state tante le iniziative per parlare di longevità, per parlare di fragilità, ma per parlare soprattutto della fragilità anche come un'opportunità. Ma sicuramente sì, i 70 anni dell'Opera Immacolata Concezione significa un nuovo modo di vedere le politiche sociali, sociosanitarie, le politiche alla persona, la presa in carico della persona a 360 gradi. E Civitas Vitae, che è stato l'idea, il sogno concretizzato poi da Angelo Ferro, significa aver fatto un villaggio, una città nella città, aperta a tutti i cittadini, con contesti intergenerazionali che si mettono assieme, i nonni con i bambini da una parte, dall'altra parte tutto l'aspetto anche sociosanitario importante, quindi gli stati vegetativi, i contesti che sono alle demenze, tutta la parte relativa alla riabilitazione, ma altrettanto alla grande forza oggi della persona con età importante, una persona autosufficiente però che ha i primi contesti di fragilità, quindi con l'attenzione, la cura, ma altrettanto la sicurezza di trovarsi in un posto dove se ho bisogno c'è qualcuno che mi aiuta. E quindi anche il Muralis, che non è solo un abbraccio virtuale, ma un abbraccio che cura e che tende alla persona a prendersela con sé, a farla sentire sicura, un abbraccio che ti fa dire sì, c'è qualcuno che pensa a me nel momento di bisogno. E credo che questa sia la grande visione che oggi sempre di più dobbiamo avere per il nostro futuro, per il futuro dei nostri cari, ma anche per ognuno di noi. Presidente, oggi un importante anniversario per Fondazione Opera Immacolata Concezione, che parla al territorio, parla alle istituzioni, parla alle famiglie e parla proprio, potremmo dire anche così, al futuro. Indubbiamente un bellissimo anniversario con uno splendido passato da celebrare. La Fondazione Cariparo, che ho l'onore di rappresentare, è stata vicina all'OIC fin dall'inizio della propria attività nel 93 e l'ha sempre accompagnata, riconoscendo che qui ci trova di fronte a un'opera veramente straordinaria. Innanzitutto hanno capito l'entità del bisogno sociale rappresentato da una popolazione che invecchia, con le famiglie che si riducono di numero e che quindi non sempre riescono a tenere in casa gli anziani, e poi hanno capito la necessità di organizzare in maniera adeguata la casa terminale, ma la casa della vita, con tutte le attività collaterali che danno senso alla longevità attiva, che è una delle parole d'ordine dell'OIC. Ecco, noi abbiamo sempre ammirato tutto questo, l'abbiamo visto perfettamente realizzato, grazie anche allo straordinario impegno dei personaggi che abbiamo sentito raccontati nella storia, Nell'Aberto, Antonio Varotto, Angelo Ferro. Angelo Ferro in particolare, che ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare, è stato un uomo carismatico, trascinatore, che ha avuto grandi idee e ha avuto la capacità di realizzarle. Quindi voglio, da modesto economista, proprio sottolineare questo aspetto. Avere grandi idee, ma avere anche la capacità organizzativa di essere efficienti e quindi di realizzarle. Detto questo, non resta che augurare che il passato si riproduca ancora più splendido nel futuro e che quindi ci sia lunga vita all'OIC. E dalla voce del governo, attraverso le parole del viceministro Maria Teresa Bellucci, arriva un riconoscimento che attraversa tutto il nostro paese. La Fondazione OIC è un presidio di solidarietà autentica, modello di assistenza a 360 gradi e luogo dove l'invecchiamento si può vivere con dignità, relazioni e dando qualità alla vita. E in questi 70 anni Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus è stata anche per la comunità un importante riferimento per l'healthcare, quindi per anche la salute e la sanità del territorio. Sì, tra l'altro lo è tuttora. I servizi che appunto mette a disposizione sono fortemente integrati col distretto, ma non solo, perché l'ospedale di comunità come l'unità riabilitativa del territorio, anche l'hospice, gli stati vegetativi, il nucleo lavorano sì innanzitutto col territorio, quindi con il distretto, ma anche appunto con gli ospedali, in un'ottica di presa in carico appunto complessiva post-ospedaliera di persone che devono essere poi, a seconda del setting, rientrare a casa o essere accompagnate, nel caso purtroppo ahimè dell'hospice, o gestite comunque in un contesto di necessità sanitaria importante.
E quindi un importante presidio che permette al territorio di parlare anche all'interno dei centri servizi di una sanità sempre più capillare che risponde ai bisogni delle persone. Sì, nel senso che la rete che comunque l'Opera Immacolata Concezione ha costruito è una rete che si inserisce, si sovrappone appunto alla rete dell'azienda, delle ULSS. Non è una rete che cancella l'altra, ma in realtà, essendocene una sopra l'altra, i nodi di rete praticamente si infittiscono e di conseguenza le offerte in generale alla popolazione di natura sanitaria in questo caso, ma anche sociosanitarie, di fatto appunto aumentano. E molte volte abbiamo anche sentito parlare nei giornali, durante i servizi, che la popolazione italiana e comunque la popolazione mondiale sta invecchiando, e questo chiama anche la sanità pubblica a rispondere in maniera diversa alle esigenze della popolazione. Allora, bisogna considerare che nel giro di 10-20 anni la popolazione anziana, parlando del Veneto, aumenterà almeno di 1/3, il che significa che ci sarà 1/3 in più di anziani che busseranno le porte dell'ospedale, 1/3 in più di anziani che bussano dentro le case di riposo e 1/3 anche che busserà in assistenza domiciliare. Tenendo conto che però in assistenza domiciliare quelli che bussano, che saranno molti, in realtà non hanno famiglie o avranno famiglie sicuramente non in grado di poterli gestire come succede adesso, come succedeva praticamente 10-20 anni fa. E questo è un grossissimo problema, perché la domiciliarità, che è il primo scalino diciamo di un percorso che si spera sempre più tardo comunque verso la non autosufficienza dell'anziano, in realtà potrebbe anche essere compromesso ed essere accelerato questo percorso proprio per una mancanza di contesto. In questa cornice il ruolo dei centri di servizio, non della casa di riposo, sarà nel prossimo futuro fondamentale, perché dovremo in qualche maniera supplire a un sistema generazionale di famiglia che verrà a mancare, anche perché appunto i figli, pochi, vanno a lavorare all'estero o devono lavorare entrambi se fanno famiglia, perché la situazione oggi socio-economica italiana ti impone praticamente questo. Quindi è un'evoluzione preoccupante legata proprio a questo incremento degli anziani, che però richiede innovazione organizzativa. Dentro lì, tra l'altro, ci aggiungo un altro aspetto importante che è stato anche accennato e su cui anche l'Opera Immacolata Concezione si sta lavorando, ed è quello della digitalizzazione e della telemedicina, perché anche questi diventano strumenti di relazione con l'anziano che sicuramente saranno efficaci. Presidente Volpe, ben trovato. 70° anniversario della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Un momento anche per riflettere sulle sfide del futuro. Anzitutto sono qui molto volentieri, perché un po' la mia carriera presidente dell'Euripa comincia qui 33 anni fa, quando Nella Maria Berto mi passò il testimone. Siamo di fronte a un cambiamento epocale, lui ci credo ha fatto la storia dell'assistenza nella nostra regione, probabilmente in Italia. Devo dire che per quanto riguarda il nuovo presidente sono ampiamente sazio, perché lo incontro in 15 giorni 2 volte in una struttura per anziani. Io non ricordo di altri presidenti che in 15 anni abbiano frequentato una casa per anziani, lui 2 volte in 15 giorni, per cui per me ha già vinto 2-0. A parte le battute, credo che sia una persona che dice le cose non per convenienza, credo che ci creda, credo che abbia colto che è una società che invecchia, che c'è bisogno di più regione, che c'è bisogno di più politica, e io aggiungo che oltre all'attenzione politica anche noi strutture dobbiamo fare un serio esame di coscienza, perché tra qualche anno non saremo solo chiamati a prenderci cura e tante altre cose che abbiamo sentito esprimere bene il presidente Cavanis. La popolazione, gli anziani che arriveranno nei prossimi 15-20 anni saranno anziani soli, e noi dovremo imparare a cogliere la necessità che per loro noi saremo l'ultima loro famiglia, e quindi tutte le considerazioni che stiamo facendo oggi devono fare un salto avanti. Ci vorrà molto più cuore, perché ripeto, arriveranno anziani soli e quando varcheranno le porte delle nostre strutture entreranno in quella che è la loro ultima famiglia. Cioè un cambio di mentalità, lo deve capire la politica, lo devono capire anche i giovani che oggi non comprendono qual è la potenzialità di queste professioni. L'intelligenza artificiale brucerà colletti bianchi. Io lo dico ai giovani: guardate a queste professioni, saranno sicuramente gratificanti sia economicamente che socialmente. 70 anni non sono solo una data da ricordare, sono un patrimonio di storie, competenze, scelte quotidiane, una promessa mantenuta giorno dopo giorno, senza cedere alla logica del semplice servizio, ma scegliendo ogni volta la via della cura, dell'umanità.
Il 70° anniversario della fondazione è un momento per fare rete anche con le istituzioni locali, perché c'è un impegno profondo, quello della presa in cura, della presa in carico delle famiglie e soprattutto degli ospiti. È così. L'OIC è di fatto uno dei luoghi iconici della nostra città. Quando si parla di luoghi iconici della città si pensa ai luoghi dell'arte. In realtà i luoghi iconici sono prima di tutto i luoghi dell'umanità, in qualche modo, i luoghi della comunità, i luoghi della cura, i luoghi della relazione. Questo è sicuramente un luogo di cura e di relazione. Il Comune di Padova è enormemente grato alla Fondazione OIC per il supporto che presta sul territorio nella presa in carico di numerosi ospiti che in qualche modo trovano qui accoglienza, ospitalità, un accompagnamento professionale, competente, che promuove l'invecchiamento attivo, che promuove lo scambio intragenerazionale, con un laboratorio di fatto a cui la città intera può guardare per costruire il futuro. Inclusione, equità, transizione digitale, multiculturalità, tutti i valori che speriamo che la nostra intera città possa imparare da questa meravigliosa fondazione. E in questi 70 anni la fondazione è stata veramente un incubatore di innovazione a 360 gradi e dove proprio l'innovazione e la tecnologia continuano a rendere sempre più forte quell'abbraccio di cura. È così, la città di Padova è una capitale dell'innovazione, ce l'ha nel DNA e quindi anche grazie alla continua sperimentazione che viene fatta qui all'interno delle case dell'OIC, in qualche modo questo primato della città si riconferma. È importante continuare a innovare perché è importante in qualche modo andare oltre gli ostacoli, trovare sempre nuove soluzioni tecniche a quelli che sono i problemi delle persone di ogni giorno. La tecnologia può senza dubbio essere un ausilio importantissimo per rendere più efficiente l'azione di ogni giorno e qui dentro in qualche modo si fa davvero sperimentazione, davvero un laboratorio che contribuisce a rendere la nostra città una città piattaforma che può esportare modelli e soluzioni anche fuori dalle mura dell'OIC e fuori dai confini della città. E mentre gli occhi si perdono nell'abbraccio della cura, il murales voluto dalla Fondazione OIC per rinnovare il suo patto, ognuno può ritrovare un pezzo di sé, chi è arrivato da poco, chi è qui da una vita, chi lavora dietro le quinte e chi accompagna. In quell'abbraccio c'è tutto, la fragilità che diventa forza, la memoria che si fa futuro, la tenerezza che resiste alle fatiche del tempo. La nostra storia parte da una pietra affidata alla Madonna e oggi si allarga in un abbraccio che coinvolge il territorio, perché la cura, quando nasce dall'amore, non ha mai fine. Questo anniversario è la nostra promessa per il futuro, continuare a generare comunità, a intrecciare generazioni, a dire con i gesti, prima che con le parole, che ogni persona merita dignità, bellezza, possibilità e futuro. Questo è il nostro abbraccio, questo è il nostro grazie, questo è il cammino della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, insieme ai prossimi 70 anni e oltre.